C'è l'ultimo là, non riesco a vedere l'ultimo. No, cioè, avevo visto, mi pare anch'io, però è stato un attimo. Serio? Ci sta cosa luce? Saranno le case che sono di là. A parte che in questi giorni c'era anche la luna. Magari dietro il monte, dici? Ci state seguendo? Che buono. Ciao. Namaste. Non si dice mai ciao. Che non è buono dire ciao. Perché vuol dire schiavo vostro. Ecco, chi si stava inciampando? Ho sentito un piede in fallo. Non so se sono stata normale perché sto arrivando perché. Non riesci a vedere dove metti i piedi? Io? Sì. Sì, sì, sì. Queste sbarre dicevi? No, è difficile. Dove c'è la Quelle. casa? Ah, Sì, no, non è distante. ah, ok. Quella dove sono entrati, no? Sì. Qua a destra. Occhio. Ecco qua devo anche stare attenti che si passa la macchina ci stende. Aspetta che devo stare vicino a te io. Per sentire quello che dico. Mi ero dimenticata, anch'io andavo per i fatti miei, tranquilla. Ci sono bestie, quindi ho sentito odore di letame. Forse qualche cervo. No, si sente soffocare una roba brutta. Perché ti senti soffocare? Per il Te maggiore. lo senti metà petto o pancia? No, collo. No, non sono loro. Se te lo senti qua all'esterno, No, non sento niente. vuol dire che stanno provando a interferire. No, no. Non sento niente. Meglio. Tanta gente che Ma qua almeno non c'è tutta quella confusione. Almeno non la sento, aspetta prima. Continuiamo a salire. Questa è la sbarra. Una volta qua ci sono arrivata con la macchina, però non ho mai superato. Perché c'è quella sbarra lì? Perché non puoi andare oltre Non so perché. proprietà privata. No, no, ogni tanto vedi anche i militari americani. Non so perché. Ah, Penso che sia proprio per il fatto della base. ah, ecco. Perché si arriva a un certo punto dove c'è una galleria immensa con la gratta e c'è tutto il limite invalicabile. Ah, Qua a destra ci dovrebbe essere l'altro rifugio. e di là la casa? Qua a sinistra, adesso a destra. Qua, di mettiamo qua? qua in questo pezzettino, Ah, sotto, giù? qua a destra. Che è il punto che non mi piace tanto. Dove? Quello che dicevi tu? Vai piano. Questa è la casa. Ok. Scusa tu, mi sono girata senza guardare. Ah, questa? Dov'è? Sono i muri. Vedi i muri? Oddio, devo chiudere diretti prego. Ah sì, Vedi? si riesce ad entrare, no? Perché c'è. Aspetta,
Ma proviamo a vedere, dai, cosa dicono loro. Se ci vogliono qua, stiamo qua a fare una sessione, se no andiamo anche via, non è problema. Volete che volete che stiamo qua? Mi dispiace se stiamo qui. Perché? Voi abitavate qua? Mi dici come ti chiami? Ti fa piacere se stiamo qua? Ci presentiamo? Io mi chiamo Lina, tu? Ho sbagliato, è Loris. Ti chiami Loris? Può esserci un Loris qua? Ho capito male io. Fate riprendere dalla telecamera. Mettetevi davanti alla telecamera e fatevi riprendere. Mi piacerebbe vedervi come voi vedete noi. Sarebbe bello. Possiamo stare qua? Vi dà fastidio la nostra presenza? Stiamo mangiando. Sì? Piena di beccone. Ma perché? No, parlavo delle... No, per il momento in altro modo no. No, non mangiano, non bevono. Volete parlare con me? C'è Valentino qui con voi. Non lo toccano lo strumento, No, non c'è pericolo che lo toccano. Perché non toccate lo strumento lì con la lucetta verde? Ce lo dite perché? Vi state divertendo? No. No? E con chi state ridendo? Per cosa? C'è qualcuno qui con noi che vi interessa? Se volete parlare, potete toccare lo strumento, per favore. Quando si accende l'altra lucetta è un sì, se rimane così è un no. Quindi è più facile per voi.
Volete parlare con noi? Fallo accendere per il sì. Devo cambiare frequenza. Con la mano bollente. Sta bollendo. Perché? Perché? Sta bollendo la mano. La mano è sbagliata proprio. Che senso? Ha nel senso che quando tocco con questa, se uno sta male me lo prende subito. Ah, ok. Io con la mal di testa non posso toccarla per quel motivo. Porca boia, scusatemi, io ho visto, adesso non so se Hai visto qualcosa? c'è un cosa di. Mi sembrava di aver visto la sagoma di una persona. Vicino dietro agli strumenti, per terra. Sì, può essere, effettivamente sta bollendo. E sembrava la sagoma di un bambino. Per la Valentina. Per la Valentina. Quindi sta prendendo per mano lui. Sei tu che prendi la mano? Valentino. Oh, calda. È come una palla nella mano calda. Sei qui da... Non ho idea. Valentino, sei qui da solo? Da sinistra è normale. A destra è una palla bollente. Sei sicuro? Cavolo, sei bollentissimo. Sotto questo? Normale. Non so. Io sono sempre gelata, quindi. Anche io. No, a destra è una palla bollente Lo che so, sulla lo mano. sento. Sei qui da solo, Valentino? Ti piace parlare con Marco? Buona. Molto buona. Eccolo di nuovo. Comunque la luce che si forma tra la telecamera e la palla qua dello Spirit Box la forma come una testa e un corpo. Però se sposto non so più. Non si torna a riformare dopo. Non so se è una questione di luci. Ma non stanno mangiando questi moscherini assurdi. Valentino, vuoi giocare con me? Ma prezzo da là? Ti sarà in mano? Faccio di... Ed è sparito. Sì, lo sto prendendo. Avete qualche domanda da farci? Devo cambiare scommettere. Vieni qua. Cambia frequenza 3 volte. Provo a mettere in FM. Andate meglio così? Cosa hai detto?
dici il tuo nome? Eh? Senti, ma abitavate su questa casa? Perché queste qua nelle orecchie se parlano le sentiamo. Non ho capito. Perché se parla e con questo rumore nelle orecchie non le sentiamo. Stai parlando? No. Qua dovrebbero parlare per forza. Perché qua cosa c'è? Molte persone quando stavano scendendo si sentivano spinte. Sì? Su questa zona qua. Sì. Qua è dove vai verso il tunnel, e dicevi. Ma scusa, ma qua è ancora base americana? No. E ci sono gli americani? Già. Ma questi sono dappertutto. Non è che c'hanno anche qua le telecamere che ci beccano? No. Ah boh.